benvenuti all'Ateneo Veneto. Questo è un primo incontro che facciamo, speriamo sia seguito da tanti altri, in cui l'Ateneo presenta il premiato o la premiata del premio Strega. Per questo mi corre l'obbligo di ringraziare la Fondazione Bellonci nella persona del Presidente e devo dire anche, voglio ricordare Melania Mazzucco, perché è stato proprio qua sotto, complice uno spritz, e si sa che gli spritz veneziani sono molto fecondi. Complice uno spritz, abbiamo parlato del premio Strega, lei fa parte del comitato direttivo del premio e ci è venuta questa idea di portare all'Ateneo a settembre, insomma dopo l'estate, sappiamo che il premio viene dato diciamo all'inizio dell'estate, di portarlo a Venezia e speriamo quindi anche negli anni prossimi di continuare, insomma di inaugurare una tradizione. Io uso sempre leggere i libri che presentiamo all'Ateneo anche se non sono la relatrice. E devo dire che quando ho deciso di leggere questo libro non ero per niente contenta. Era una lettura estiva e francamente leggere del libro che racconta di una mamma che dialoga con la sua bambina gravemente disabile e che poi si ammala anche lei di cancro, era un argomento che non mi attirava niente e per niente. Inoltre ero anche un po' perplessa perché temevo di trovarmi di fronte al libro un po' retorico su questi argomenti, un po' piagnone, e invece mi sono dovuta ricredere. Mi sono dovuta ricredere perché questo è un libro lucido, asciutto, completamente antiretorico e soprattutto è un libro vero e un libro coraggioso. E uso tutte queste aggettivazioni proprio consapevolmente. È un libro vero perché tutte noi, chi ha aspettato un bambino, l'ha sempre immaginato sano. Cioè tutto al più potevamo pensare che colore di occhi aveva, che colore di capelli, se avrebbe somigliato alla mamma o al papà, ma nessuna di noi mette in dubbio che il suo bambino o la sua bambina sia sana. E anche l'autrice la pensa così. E proprio lei che incinta scrive un libro, perché lei si occupava di teatro, di danza, scrive un libro sul teatro e la disabilità, non aveva mai pensato che la sua bambina fosse disabile. E si trova di fronte invece ad una bambina, una bimba che da subito è non solo disabile, ma gravemente disabile. E lei è molto onesta, per quello che dico che è un libro vero. Scusate, 5 minuti, ma devo dire che è un libro che da questo punto di vista mi ha preso molto. Perché lei dice, io ho avvertito subito un senso di estraneità. Questo è molto onesto, secondo me, è molto vero. Io, dice alla bambina, ho avvertito un senso di estraneità verso di te, non potevi essere nata da me, non era possibile che tu fossi sangue mio. Ed è una reazione vera che è difficile anche da ammettere di aver provato. E il libro continua con questa onestà, perché Ada D'Adamo dice di non essere né una madre depressa. Le madri di questi bambini con grave disabilità o sono perennemente depresse, sempre con gli occhi cerchiati, sempre affaticate, oppure lei dice non ero neanche una madre iena, cioè di quelle mamme sempre incazzate, sempre in trincea, sempre a difendere i diritti del figlio disabile, e neanche una madre coraggio. Lei ha il coraggio di dire non volevo includermi nel novero delle donne che avevano abbracciato la croce ed erano citate come esempio di virtù. Io, la croce, avrei preferito non caricarmela sulle spalle. La virtù non l'avevo scelta. Non mi sentivo e non mi sentirò mai una madre coraggio.
E qui affronta, accennandola, a un argomento enorme e la scrive in una lettera che avrebbe gradito scegliere. Scegliere di avere o non avere una bimba disabile. Ed è un'affermazione che nella nostra società, soprattutto con una bambina ancora vivente, è un'affermazione intollerabile, perché i disabili, come dire, in una retorica molto lontana dalla realtà, sono considerati un dono, devono essere comunque accettati, eccetera. E lei dice chiaramente, se potessi scegliere, dice alla bambina, sceglierei di non farti nascere. E dice, la domanda prescinde da te, la domanda vale per sé. Per questo dico che questo è un libro coraggioso, perché le persone che si trovano in quelle situazioni non hanno la forza di dire queste cose. Per questo lei è stata anche molto attaccata, ha scritto una lettera ad Augias, non mi ricordo più, su Repubblica, e ha ricevuto una serie di insulti e di improperi. Per questo è un libro che fa anche molto, molto riflettere. E fa anche molto riflettere, e poi mi taccio, il fatto che questa mamma che riesce a comunicare con questa bambina, che diventa anche una ragazza poi negli anni, grandemente con il corpo, perché tutti gli altri sensi della bambina sono molto affievoliti, per non dire inesistenti, si ammala e a causa del cancro deve mettere un busto che diventa come una corazza che divide questi due corpi e quindi divide anche la comunicazione tra loro, quindi un dramma nel dramma. Eppure nella malattia lei ritrova il rapporto con sua figlia, perché adesso sono pari, sono entrambe malate e la mamma sperimenta, seppur in maniera molto differente, i limiti che ha sempre dovuto avere la figlia fin dalla nascita. Io devo dire che questo è un libro che occupa la mente, il cuore, il sentimento e il ragionamento. E io solo alla fine di questa lettura, che davvero consiglio a tutti, e non è perché oggi lo presentiamo questo libro, e solo alla fine ho compreso la frase che Adat Adamo mette all'inizio. È una frase non sua, di Rita Chiaron, che dice: è necessario raccontare il dolore per sottrarsi al suo dominio. Grazie, buon incontro. Ecco, come diceva la Presidente, questo vorrebbe essere il primo di una serie di pomeriggi, di incontri dedicati dall'Ateneo Veneto al premio Strega, un premio che, come sapete, ha una storia molto lunga ed è anche, direi, decisamente significativa. Quest'anno la cinquina dei 5 finalisti dello Strega, la finalità si è tenuta il 6 di luglio a Roma, è stata trasmessa, forse avrete visto, in diretta Rai, condotta magistralmente, in modo con molta ironia, da Geppi Cucciari. E le donne, erano 4 donne e uno scrittore, i finalisti. L'elenco i nomi prima di dare la parola alla nostra graditissima ospite, Elena Stancanelli, che è stata una delle figure che più ha appoggiato il libro per il premio. Stancanelli la conoscete, scrittrice e sceneggiatrice, vive a Roma, è fiorentina di nascita. Ha frequentato l'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, pubblica su molte riviste, quotidiani, su Amica, su Cosmopolitan, su Marie Claire e su quotidiani come il Corriere della Sera. La sua firma l'avrete vista probabilmente molto spesso
almeno la leggo, sempre molto, è una scrittura molto attenta e penetrante proprio su questi quotidiani. Ha fondato inoltre, presiede Piccoli Maestri, cioè un'associazione di scrittori e scrittrici che intende promuovere la lettura nelle scuole. Ha scritto anche romanzi. Per brevità ricordo solo il suo esordio, che ha esordito con Benzina, uscito da Einaudi nel 98, da cui è stato tratto l'omonimo film del 2001 diretto da Monica Stambrini. L'ultimo suo volume è Il tuffatore per la nave di Taseo, uscito l'anno scorso. Quindi insomma la figura di Elena Stancanelli è strettamente legata quest'anno al premio, e quindi siamo molto lieti di averla qua tra i nostri relatori per questo. Appunto, i 5 finalisti dello Strega, 4 donne e un uomo, solo una brevissima rassegna anche per dare un po', perché già arrivare finalista allo Strega è già un traguardo, direi di tutto rilievo. Vado in ordine di votazioni, perché così insomma i premi vanno assegnati anche secondo la votazione. Secondo la giuria, i 5 finalisti sono stati Rosella Postorino con Mi limitavo ad amare te, Feltrinelli, che ha avuto ben 217 voti, Ada D'Adamo, la nostra Ada, che poi è mancata il 1° aprile 23, con Come Daria, una piccola casa editrice, Elliott, molto coraggiosa, che l'ha pubblicata e ha avuto un numero, che ha già vinto anche il premio Strega Ragazzi, se non sbaglio, questo libro, oltre allo Strega, insomma, finalista, e ha avuto un notevole diciamo, mole di voti, però è arrivata seconda la giuria. Il terzo, Maria Gabriella Calandrone, Dove non mi hai portata, Einaudi. La quarta, Adriana Canobbio, La traversata notturna per Andrea. Ho femminilizzato tutto, vedo, un vizio di... La traversata notturna, La nave di Teseo, Andrea Canobbio, e come quinta Romana Petri, Rubare la notte per Mondadori, che è una biografia letteraria dedicata a Antoine de Saint-Exupéry. Ora, prima di iniziare a parlare del libro, io volevo dare subito la parola alla nostra lettrice Eleonora Fuser, che ci legge il prologo, l'incipit. Si sente? Sì. Sono molto emozionata perché effettivamente è un materiale abbastanza forte. Sei Daria. L'apostrofo si trasforma in sostanza lieve e impalpabile. Nel tuo nome un destino che non ti fa creatura terrena, perché mai hai conosciuto la forza di gravità che ti chiama alla terra. Gravità che ogni nato conosce non appena viene al mondo. Gravità che il danzatore trasforma in arte quando dalla terra spicca il volo e quando alla terra torna per cadere e di nuovo rialzarsi. Tu non sai lo splendore quotidiano dello stare in piedi, la piccola danza che muove ognuno nell'apparente immobilità del corpo verticale, né immagini il mistero del peso che si trasferisce da una gamba all'altra e origina il passo. Altra è la gravità che ti riguarda, condizione che desta preoccupazione o annuncia pericolo, condizione che sempre accompagna i documenti che ti definiscono: handicap grave, ipovisione di grado grave, grave compromissione, contributo disabili gravissimi. Che la terra, la vita su questa terra ti sia lieve, mi auguro per te ogni giorno, e all'auspicio segue l'azione, che è solo sperare, non basta. Sei Daria, sarai Daria.
Allora, a questo punto io darei subito la parola a Elena Stancanelli, che ci potrebbe raccontare, ad esempio, com'è la storia esterna della nascita di questo libro, come tu lo hai appoggiato in prima persona per il 77 Premio Strega, e le do subito la parola. Buonasera, una piccola precisazione, non mi cercate sul Corriere della Sera perché non ci ho mai scritto, in realtà scrivo per il gruppo avversario, nel senso che scrivo su Repubblica e La Stampa, lo dico per rispetto per chi mi paga, diciamo. E dunque, la storia di questo libro. Intanto la ragione per cui io sono qui a presentare questo libro, e l'ho fatto alcune volte da quando questo libro è uscito nel febbraio del 2023, la prima insieme ad Ada D'Adamo. Ada D'Adamo, l'abbiamo detto, è morta il 1° aprile di questo anno. Io conosco Ada D'Adamo da tantissimi anni, la conosco da... In realtà ci siamo conosciute tutti quante, lo ricordavamo col marito qualche tempo fa, ci siamo conosciuti tutti quanti proprio perché io sono un'appassionata, e non soltanto io, di reti, di comunità. Ci siamo conosciuti tutti quanti nella stessa circostanza, quando Mario Martone era direttore del Teatro di Roma e fece una bellissima iniziativa ispirata a Petrolio di Pasolini in occasione dell'anniversario del libro e chiamò a partecipare a questa manifestazione tantissimi artisti che si occupavano di parola, di teatro, di danza e varie cose. Gente molto giovane, gente più affermata, un gruppo veramente molto eterogeneo. Io partecipavo in quanto scrittrice e Ada lavorava con Mario Martone all'epoca. Ha lavorato per tanto tempo per la sua rivista, quando Mario appunto era direttore del teatro, e lei aveva, diciamo, di base come lavoro era redattrice presso case editrici e riviste. E ci siamo conosciute in quella circostanza lì, ovviamente è la stessa circostanza nella quale Ada ha conosciuto Alfredo, che sarebbe diventato il papà di Daria. Ci siamo conosciute in quella circostanza lì, poi appunto la sua storia con Alfredo è andata avanti, lei è rimasta incinta una prima e poi una seconda volta ed è nata Daria. Dunque io conoscevo la storia di Ada, la conoscevo molto bene. Io non sono mai stata amica di Ada D'Adamo, ero conoscente soprattutto, vicina di casa, ci incrociavamo ogni tanto e ogni tanto appunto, ahimè, constatavo il peggiorare delle sue condizioni fisiche, ma sempre da una certa distanza. Ma torniamo indietro, torniamo al 2008. Nel 2008 Ada scrive questa lettera che è stata citata a Corrado Augias, che era appunto all'epoca teneva la rubrica di lettere su Repubblica. Una lettera della quale nessuno di noi sapeva niente, appunto io ovviamente sapevo che lei aveva avuto questa figlia con questa grave disabilità, però appunto non avevo idea di su come stesse ragionando in quel momento della sua vita. E quindi questa lettera arriva a tutti noi che la conosciamo e anche a quelli che non la conoscevano, come una bomba che esplode. Ada scrive questa lettera che viene riportata dentro il libro, nella quale dice appunto le cose che sono state dette. Io sono vittima di un ginecologo che non si è accorto di qualcosa di cui avrebbe dovuto accorgersi, cioè che dall'ecografia si capiva che la bambina che io avevo nella pancia aveva una gravissima disabilità, e quindi io ho partorito convinta di avere una bambina sana. La mia bambina invece ha una gravissima disabilità. Dunque, dice Ada in questa lettera, io amo Daria, mia figlia, più della mia vita, ma se tornassi indietro e avessi la possibilità di sceglierei l'aborto terapeutico. Capite che questa cosa qui è detta da una madre, è una cosa potentissima, infatti non solo io, ma in tanti si accorgono di questa lettera, e Ada viene tirata dentro un agone di confronto culturale al quale lei non è abituata e al quale si sottrae molto rapidamente. Però quello che faccio io invece all'epoca, appunto era il 2008, insieme a un'altra scrittrice che si chiama Carola Susani, anche lei nostra amica, è telefonare a Ada e dirle andiamo a prenderci un caffè. Andiamo a prenderci un caffè e io dico a Ada,
Ada, tu questa storia la devi raccontare. E perché dico questa frase? Non perché dietro ci fosse la storia, appunto, come diceva la persona seduta accanto a me, non sono le storie, no? Che mi importa di uno che va a caccia di una balena per 700 pagine? Niente, è lo scrittore che importa. Dunque, a me della scrittrice mi importava, non tanto della storia. E quella lettera rivelava che Ada era una scrittrice in maniera chiarissima per chi, come me, fa questo mestiere. Ero sicura di non sbagliarmi. In quelle parole c'era una persona capace di scrivere questo libro. E Ada mi dice: non lo so fare. Io dico: non ti preoccupare, tu continua ad andare avanti, prendi appunti, tieni un diario, segnati delle cose, non mollare mai. Vedrai che a un certo punto questo libro arriverà. E ogni tanto ci sentivamo e lei mi diceva: non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio, non c'ho tempo, non riesco, eccetera, eccetera. Nel 2022, nell'autunno del 2022, ricevo una mail da Ada con un allegato che mi dice: ce l'ho fatta, l'ho scritto. Ed era questo libro qua. Ed era incredibilmente questo libro qua. Nel senso che questo non è un libro sul quale si è lavorato, come a volte accade, e come spesso si fa con gli esordi degli scrittori, no? Che di solito sono imperfetti, hanno bisogno di essere rimpastati, sono prime stesure di libri che poi troveranno la forma definitiva. Come Daria era questo libro qua. Io l'ho aperto, l'ho letto e, e sono rimasta senza parole. L'ho chiamata, ci siamo viste e le ho detto e le ho chiesto: che facciamo con questo libro? A chi vuoi darlo? Io ero convinta che qualunque editore avesse ricevuto questo libro si sarebbe accorto di cosa aveva per le mani, cioè una cosa fuori dall'ordinario, un libro potentissimo, intelligente, colto, emozionante, vero, come è stato detto. Lì inizia una fase di questo libro che io racconto malvolentieri perché preferisco raccontare le cose belle, però per un lungo periodo, per alcuni mesi, questo libro ha girato nelle redazioni di alcune case editrici molto importanti, accompagnato da una lettera mia che spiegava come avrebbero dovuto leggere, che cosa si sarebbero trovati tra le mani. Il libro è stato rifiutato da almeno 4 case editrici importanti, che spero adesso si mangino le mani. A quel punto la cosa era doppiamente faticosa perché Ada era molto malata e quindi non era soltanto che io ero totalmente incapace di accettare il fatto che loro non capissero che cosa avevano per le mani, non era solo quello, era che non c'era tempo e questo libro doveva essere pubblicato. A quel punto un'altra delle persone che stavano intorno a questo libro, gruppo che poi appunto si è autonominato gruppo TNT, quando abbiamo deciso di candidarci allo Strega per dire della nostra strampalatezza e della nostra appunto piratesca avventura intorno a questo libro, un'altra persona ha detto: forse ce l'ho l'editore, e l'ha fatto leggere a Loretta Santini, che è l'editrice di questa piccola casa editrice. E Loretta racconta di averlo ricevuto, che era fuori dalla casa editrice, di averlo letto sul telefonino di seguito ha chiamato la sera stessa dicendo: io questo libro non solo lo pubblico, ma lo pubblico immediatamente. Ha incontrato Ada, si sono piaciute e il libro è uscito. Ed è uscito con questa piccola casa editrice. A quel punto il compito del gruppo TNT, cioè di noi che stavamo intorno a questo libro e ci eravamo dati la responsabilità di accompagnarlo nel mondo, era esattamente quello che è stato detto un attimo fa, cioè creare le condizioni perché la gente non si spaventasse di leggere un libro che raccontava la storia di una madre malata di cancro con una figlia con una grave disabilità. Cioè dovevamo creare le condizioni perché quel primo gradino difficilissimo fosse superato. Per fare questo, la sera che abbiamo presentato il libro con Ada, io, Ada e Carola Susani a Roma, abbiamo preso questa decisione corsara di candidarlo al premio Strega. È successo perché
Il libro, appunto, nonostante i primi rifiuti degli editori di cui vi dicevo, il libro poi immediatamente, appena è stato pubblicato nel piccolo mondo di chi riusciva, lo aveva già intercettato, si capiva che stava facendo un po' tremare i muri. E forti di questa accoglienza, e forti anche del fatto che quella sera era presente Stefano Petrocchi, che è stato appunto nominato in quanto presidente dello Strega, e che quindi anche lui, tramite Melania Mazzucco, tramite altre persone, aveva annusato che c'era una cosa forte dietro questo libro. Insomma, io sono andata da Ada e le ho detto: Ada, quella sera lì, Ada veramente stava molto male, e gli ho detto: Ada, senti, io ho pensato questo, candidiamola allo Strega. Io lo so che è una follia, e che lo Strega è il premio delle case editrici, che noi siamo Eliot, che non conta niente, non è nessun gruppo editoriale, eccetera, eccetera. Quindi io te lo dico, se lo vuoi fare, io me la sento di portare questo libro allo Strega, però tu devi sapere che può non succedere proprio niente di niente di niente. Può arrivare alla commissione che decide la dozzina e fermarsi lì. Pensaci 24 ore. La mattina mi ha chiamato e mi ha detto: facciamolo. Alla fine ho pensato che, tutto sommato, per come stava lei, che cosa vuoi che gli importasse se il libro entrava o non entrava in dozzina? In fondo stava così male ormai che gli importava. E quindi l'abbiamo candidato, e quando io l'ho candidato e il libro è andato in lettura alla commissione del premio Strega, sono cominciate ad arrivarmi le telefonate dei membri della commissione che dicevano: ma dove l'hai pescato sto libro? È bellissimo, è una cosa, è un capolavoro, eccetera, eccetera. Dico: sì, lo so. E poi appunto c'è stata la giornata nella quale si è decisa la dozzina, e il libro di Ada stava in dozzina. Quindi abbiamo chiamato Ada, non sono andata io perché Ada era già sotto morfina in quei giorni, sono andata io alla presentazione e nessuno sapeva niente, cioè nessuno della commissione o degli altri candidati sapeva quanto Ada stesse male. Questo lo dico anche per dire che non c'è stata nessuna, diciamo, mozione morale rispetto a questo libro. È entrata in dozzina e quindi abbiamo telefonato a casa e l'abbiamo detto ad Alfredo, il marito, e Alfredo racconta sempre questa cosa bellissima, che appunto Ada era in quello stato della morfina, cioè un po' cosciente, un po' no, insomma ogni tanto si svegliava, ogni tanto no, però insomma per la maggior parte del tempo era incosciente. E Alfredo, il marito, è andato da lei e le ha detto, perché noi ci siamo chiesti se lei l'avesse poi saputo, è andato da Ada e le ha detto: sei entrata nella dozzina. E lei ha sorriso. Silenzio. Dopo qualche minuto si è di nuovo voltata verso Alfredo e gli ha detto: ma chi sono gli altri 11? E questo io ve lo ridico sempre perché mi consola molto, perché penso che almeno quella cosa lì, di quella cosa lì ha saputo. Poi non ha saputo quello che è successo, che è la cosa strepitosa che è successa intorno a questo libro, e dunque l'amore dei lettori, la quantità di copie vendute, e poi la cinquina, e poi incredibilmente la vittoria allo Strega, dove appunto tutti quanti noi, il gruppo TNT per l'appunto, eravamo guardati come fossimo dei marziani, la gente ci guardava e ci diceva: ma come avete fatto? E non lo sapevamo neanche noi, non lo sappiamo neanche noi come abbiamo fatto. Però il libro ha vinto lo Strega. Ha vinto lo Strega perché è un libro strepitoso e sta vendendo tantissimo, credo attualmente sia a 150.000 copie di venduto, che è un numero di copie altissimo anche per chi ha vinto il premio Strega, perché non sempre è così, nonostante il fatto che lo Strega sia un moltiplicatore. Poi parleremo anche del libro, per adesso stiamo parlando tutto del para intorno al libro, ma poi vi parlo anche del libro. È stato venduto in tanti paesi, è stato venduto anche in Cina, uscirà in Cina come Daria. E quindi insomma, diciamo, non è un risarcimento, perché nessuno viene risarcito, la morte non è risarcibile in nessun modo. Però di fatto secondo me è quello che Ada avrebbe voluto e sperava che accadesse. Nel senso che, come dicevamo prima, Ada ha iniziato a scrivere questo libro e non so, forse... sì, magari
interrompo un attimo questa storia esterna del libro, che poi non è tanto esterna, avete visto, insomma, è anche legata a una storia individuale, soggettiva di una donna molto drammatica, una donna anche molto forte, che però può essere anche, se volete, una storia emblematica di come vive, come nasce, come si sviluppa la scrittura di un libro, come vive il mondo editoriale, eccetera, anche perché, come sappiamo tutti, Tagli sapeva che doveva vincere Rosella Postorino, no? E ormai era sicuro. Mi ricordo che anche Melania, quando è venuto qua, finito l'Espresso, gli ho detto: ma secondo te chi è che vince? Diceva Postorino, no? Scusate, questo non bisogna dirlo perché poi insomma questa era, diciamo, la posizione, il libro che doveva vincere. Invece questa storia ci dice anche molto di questa relazione di donne, di amiche, di gruppo che aiuta, insomma questa storia molto, molto esterna ma anche molto interna. E allora io darei ancora la parola alla nostra lettrice Eleonora, che ci leggerà un altro passo di questo libro dedicato proprio al rapporto teatro e disabilità, perché Ada era anche una che danzava molto, attenta molto alla danza, al proprio corpo, e quindi direi che questo passo, pagina 14, se qualcuno ha per caso il libro, vale la pena di essere letto. Ho trascorso i mesi in attesa di te, lavorando con passione a un libro su teatro e disabilità. Dovevo pensare a come strutturare il volume, curare l'editing dei testi, scegliere le foto in un vasto archivio di immagini. Il libro raccontava l'esperienza di un laboratorio integrato che da anni coinvolge ragazzi con e senza handicap nelle scuole di Roma. In quei giorni leggevo le dichiarazioni dei teatranti, i commenti delle famiglie e degli stessi bambini attori. Componevo sequenze fotografiche di volti buffi e stralunati, di sguardi assenti o folli, di gesti minimi seguiti da azioni mirabolanti. La caparbietà degli operatori e gli slanci dei partecipanti mi convincevano, mi commuovevano anche. Restava però intatto dentro di me un senso di estraneità e di distanza. Aspetto una bimba sana, mi dicevo. Tutto questo non mi riguarderà mai. Pensavo che la semplice convinzione di non volere un figlio invalido, non saprei come fare, non ne sarei mai capace, mi ripetevo con forza, bastasse a mettermi al riparo da una simile eventualità. E comunque c'è la miocentesi, c'è l'ecografia morfologica. Da questi esami si può sapere tutto in anticipo e nel caso optare per l'aborto terapeutico. Grazie Eleonora per questa lettura, che è una lettura non facile. Bene, allora parliamo un po' adesso del testo, di come è strutturato, di come è scritto, perché è un testo che a mio parere unisce la sapienza stilistica della scrittrice, di una che sa scrivere molto bene, sa usare molto bene il proprio strumento, anche dal punto di vista tecnico, formale, con una grande intensità invece sia dei significati, semantica, dei messaggi. Che tipo di testo è? Che tipo di genere letterario appartiene? Ecco, mi sono chiesta anch'io leggendo questo libro. È un romanzo molto sui generis, perché non è un romanzo, è anche un romanzo ma non è un romanzo, fonde la forma dialogo in questo io-tu insistito che continua a andare da questo io Ada a questo tu Daria, che non ha voce, però è la scrittura che gli dà voce, quindi questo io-tu, tu-io continuamente scandito, quindi una forma dialogo, da una parte silenzioso, dall'altra invece molto sonoro, e anche una forma di ario del proprio rapporto con questa scoperta inaspettata di questa disabilità, ma anche della propria malattia. Quindi c'è anche una componente autobiografica in questo. Potremmo definirlo, come si definisce recentemente questo genere di scrittura, non-fiction novel, no? Quindi una confessione che si fa autobiografia e quindi che si può leggere in questo modo, direi, molto diversificato, molto sfaccettato. Tanto è vero che in esergo lo leggo.
Questo libro è la storia vera, mia e di Daria. Veri sono i nostri nomi e quelli delle persone grandi e piccole che ci sono più vicine. Tutti gli altri nomi sono di fantasia, inclusi quelli dei bambini, ma autentiche restano le loro parole. Quindi una grande fiducia nella scrittura come laboratorio anche di elaborazione del lutto e anche di elaborazione di sé come scrittrice. Cosa ne pensi? Sì, io penso che me lo sono chiesto spesso che cosa fosse questo romanzo. Io credo che sia una specie di romanzo epistolare il cui interlocutore rimane in silenzio. Diciamo, questa è la definizione che somiglia di più, secondo me, a questo libro, perché di fatto è una lunga lettera che la madre scrive alla figlia Daria, quindi che Ada scrive a Daria. Lettera che la scrittrice inizia a elaborare, a scrivere appunto nel momento in cui si rende conto di non avere più tempo, comunque che il tempo si sta assottigliando davanti a sé, che quindi le cose da dire vanno dette, il lascito, l'eredità, le parole da dare al mondo e le parole da dare alla figlia, che la figlia non leggerà, devono essere organizzate. E si è detto prima, un attimo fa, della corazza, no, di questi due corpi. Ada era una danzatrice, si è formata come danzatrice e quindi fino a quando non si è ammalata ha avuto un controllo assoluto del corpo, lo racconta dentro questo romanzo, e invece ha avuto a disposizione, le è toccata una figlia che non ha nessun controllo sul suo corpo, completamente il suo opposto simbolico in qualche modo. Queste due figure, questa madre e questa figlia, questo è un romanzo che ha al centro il tema del doppio, in mille sfumature, a partire da questa sorta di peccato originale. C'è un'idea sempre non voglio dire di colpa, però di tentativo di rintracciare le cause, i passaggi che hanno determinato l'arrivo di Daria nel mondo. Ovviamente è totalmente irrazionale, non c'è una ragione, oppure ce ne sono tante, però proprio perché il personaggio che Ada mette in scena in questo libro, che somiglia a quello che lei era, è un personaggio che alberga dentro di sé sia la grazia della danzatrice che la rabbia della madre, alla quale è toccata una responsabilità che non avrebbe voluto e che non ha scelto. Proprio per questo appunto ci sono entrambe le cose. E dicevo il doppio. Una delle ragioni che Ada crede di immaginare in questo universo simbolico che mette in scena all'interno del libro, che non è la realtà, è che e che però ha un aggancio con la realtà, è il fatto che prima di tutto questa è la sua seconda gravidanza, e già questo è un doppio. Lei la chiama sempre Daria la sorella di un fratello che non è mai nato, perché lei è convinta che l'altro fosse un fratello che lei ha scelto di abortire. Durante questa seconda gravidanza, quella che poi avrebbe messo al mondo Daria, durante una visita scopre, all'inizio della gravidanza, scopre che dentro di lei c'erano 2 camere gestazionali, una delle quali dunque albergava un gemello che è morto subito, non ha attecchito in qualche modo, no? Quindi è stato riassorbito durante la gravidanza. Il medico che la visita le dice: non si preoccupi, si metta a riposo, non succede niente. Ada nella sua furia, una volta che Daria è nata, nella sua furia, nel tentativo di rintracciare tutte le responsabilità possibili, tutto quello che è accaduto, scopre che questo gemello impossibile, che questo gemello mancato, che questa seconda camera gestazionale, dunque il doppio che dicevamo, potrebbe essere considerata in parte anche responsabile della malattia di Daria. Ci sono studi che dicono che quel tipo di alterazione genetica, che è quella che poi ha portato Daria ad avere quello che ha, potrebbe essere determinata anche in parte da questo avvenimento luttuoso che si è svolto dentro di lei.
Dunque questo peccato originale, questo doppio, questo mito delle origini, Ada se lo porta dietro per tutto il romanzo. La figura del doppio simbolica più importante ovviamente all'interno di questo romanzo è questa figura chimerica composta da questa madre e questa figlia, che sono diciamo fusionali fin quando Ada sta bene. Quando Ada si ammala, è stato detto anche prima, è come se questa figura si staccasse, no? E io ho sempre immaginato, mi sono sempre domandata perché a un certo punto Ada ha iniziato a scrivere questo libro, perché lì e non 5 anni prima, 7 anni prima, quando questa cosa è accaduta. Perché è accaduto? Perché il suo esordio letterario ha avuto luogo nel momento in cui lei si è ammalata, perché lì lei ha preso questo coraggio. Certo c'è il ticchettio di cui dicevamo prima, no? L'idea che il tempo sta finendo e quindi deve essere fatto. Io mi ammalo, ho meno tempo. Sicuramente c'è questa cosa qui. Però secondo me c'è una cosa che ha a che fare proprio su questo tema del doppio che vi dicevo. È come se, immaginate come figura, se come queste due donne, dividendosi, spaccandosi, rivelassero le parole all'interno, no? È come si separano, appunto, si è detto, la corazza, la malattia, si stacca questa anche responsabilità linguistica che c'è tra queste due donne, fatta appunto di una non verbalità che passa tutta attraverso il tatto, il comprendersi secondo modalità diverse. Si spaccano e spaccandosi si rivela dentro questa cosa qua. E questo secondo me è quello che è accaduto a un certo punto, che è proprio in questa separazione che Ada ha trovato le parole esatte, perfette con cui ha raccontato questa storia. Probabilmente anche perché dal punto di vista morale, dire le cose che Ada dice questo libro nei confronti della figlia è complicato. È una lettera alla figlia, è una lettera che la figlia non leggerà mai, ma è una lettera dentro la quale c'è un impasto fatto di amore e di ferocia che è complicato, no? È coraggiosissimo. Allora la sensazione che ho io è che Ada abbia avuto il coraggio di questa lingua che non dà scampo in nessun momento al lettore, alla scrittrice e a chi questa lettera deve riceverla, nel momento in cui si separa da lei, nel momento in cui la guarda negli occhi, nel momento appunto in cui si ammala. Io rintraccio dei passaggi per capire come questo libro, qual è la genesi di questo libro, li rintraccio tutti dentro il libro perché Ada non c'è più e di fatto io sto andando in giro a raccontare questo libro con la responsabilità di una persona che non è l'autrice del libro e dunque tutto quello che io vi dico viene da là dentro, no? È tutto quello che io ho imparato leggendo questo libro e la cosa ancora più feroce è che questo è e rimarrà l'unico libro di Ada. Dunque l'apprendistato letterario, no? Tutto quello che lei aveva da dire sta qui, non ci sarà un'altra possibilità. E dunque se è vero, come è vero, è stato detto che lei appunto lavorava con le parole, lavorava nelle case editrici, ha lavorato come editor, eccetera, eccetera, però tutto quello che succede qua, dalla prima all'ultima pagina. E Ada lo sapeva benissimo ovviamente, perché... Tanto è vero che abbiamo alla fine del libro, verso proprio alle ultime pagine, 4 pagine di materiali, insomma, di riferimenti molto colti al laboratorio a cui hai fatto riferimento, al laboratorio di film, ad esempio cita Sandro Veronesi, Caos Calmo, cita la lettera ovviamente uscita il 12 febbraio 2008 indirizzato a Corrado Augias, cita insomma la Sontag con malattia come metafora, quindi è una scrittura colta di una persona che non solo empaticamente e emotivamente scrive, ma anche una scrittura che molto
attenta alla cultura che la circonda, quindi al film, alle immagini, eccetera. Quindi insomma direi che questo aspetto del libro ci terrei a sottolinearlo, perché è una donna molto avvertita, molto sensibile, molto attenta alla cultura che la circonda, e d'altra parte il libro è scandito in modo direi quasi puntualissimo in 30 numeri, 1, 2, 3 fino a 30, e questi numeri, questa scansione molto precisa è organizzata secondo uno schema che sembra cronologico e invece riesce a giocare con la cronologia in modo altro, ecco. Quindi. Sì, per quanto riguarda la genesi del romanzo, anche su questo io mi sono interrogata, perché come vi dicevo io ho ricevuto un file a un certo punto con un libro già composto. Diciamo, Ada non ha mai chiesto a nessuna di noi, nonostante frequentasse un gran numero di persone che si occupano di scrittura, non ha mai chiesto come fare, no? A scrivere questo libro. E dopo che Ada è morta ho incontrato la sua psicanalista, che è una donna, devo dire, abbastanza eccezionale, la quale mi ha detto: guarda, io per una questione professionale non dovrei parlare con te, non dovrei avere a che fare con te, e non ho mai voluto in nessun modo avere a che fare con te in tutti questi anni, né adesso. Però una cosa te la posso dire, Ada ha scritto questo libro convinta fino all'ultimo che non fosse un libro, e lo ha scritto per frammenti che poi, mi ha detto questa donna, lei mi dava da leggere e che io ho letto pezzo per pezzo. Però ogni volta Ada diceva questa cosa, diceva appunto: come faccio a farlo diventare un libro? Come li metto insieme? E quando lei mi ha detto questa cosa, quando la psicanalista mi ha detto questa cosa, effettivamente ripensando alla struttura di questo libro si sente questa cosa qui, ma si sente in maniera positiva. Si sente che l'opera di cucitura, no? Che tiene insieme i libri e i romanzi in particolare, qui avviene come una specie di montaggio per attrazioni, come si dice nel cinema, cioè di immagini che chiamano altre immagini, emozioni che chiamano altre emozioni, e non proseguono secondo una struttura cronologica, appunto come dicevamo, ma per un cammino più impervio e meno scontato, che non sia quello che appunto, come si insegna nelle scuole di scrittura, no? Vai da A a B e cerca di distrarti il meno possibile. Lei non fa questa cosa qui, appunto fa una cosa molto diversa, e lo fa secondo me proprio appunto nel mio tentativo di capire da dove questo libro sia uscito. Lo fa proprio per questa ragione qua, secondo me, perché l'ha messo al mondo giorno per giorno, a seconda di quanto quel giorno riusciva a sopportare di quello che doveva raccontare. Abbiamo iniziato questo incontro con questa frase che appunto che fa quasi da epigrafe a questo libro, cioè: è necessario raccontare il dolore per sottrarsi al suo dominio. È una frase sulla quale io ho moltissime perplessità, e non solo per quello che significa, perché credo che non sia esatto, ma avevo anche delle perplessità sul fatto che fosse usato dentro questo libro, perché non credo che questo libro sia questo. Non credo che Ada abbia scritto questo libro per sottrarsi al dominio del dolore, e non credo che ci sia riuscita, perché questo è un libro che racconta del dominio del dolore sull'esistenza delle persone. Né credo in nessun modo che la letteratura abbia un valore salvifico, né per chi la scrive né tantomeno per chi la legge. Quindi credo che, e perdonatemi perché appunto io sono una persona incredibilmente laica, e quindi l'unica cosa alla quale rispondo, l'ho detto, è la letteratura, e dunque credo che sia questa frase che c'è all'inizio, sia
la precisazione che ha letto lei prima, cioè tutto quello che trovate qua dentro è verità, siano due meccanismi letterari. Allora, a questo punto io farei concludere questo incontro, questa presentazione con ancora una pagina letta che è pagina 114-115 per chi avesse il libro, Quando sei nata, e che parla di uno dei problemi più significativi del libro, cioè il problema dell'identità. Quando sei nata, così come sei, è stato lui prima di me ad accoglierti con un amore incondizionato, tu minuscola nelle sue grandi mani rocciose. Ti ha preso in braccio ed è diventato subito il babbo. Non so se 16 anni di lontananza fisica siano un tempo possibile da colmare per una coppia. Non so neanche se abbia senso porsi una domanda del genere ora. So che la nostra vita è andata così, che nella lontananza e nella distanza abbiamo scritto la nostra storia e che in questa storia di spazi bianchi hanno avuto un peso tanto quanto le pagine scritte. Ci sono stati i pieni del desiderio e della passione e i vuoti di bisogni mai appagati, di righe fitte dei sogni e dei progetti e i margini ampi di ripetute solitudini, i bordi candidi, giorni tutti uguali che le domeniche non sono mai riuscite a colorare. Poi, quando ormai l'inchiostro aveva cominciato a sbiadire, quando sembrava che non ci fosse più nulla da dire, da fare, da sperare, il virus è arrivato a scrivere una nuova pagina della storia. Dopo anni di solitudine, un decreto del Presidente del Consiglio ci ha costretti a serrare le fila e abbiamo cominciato la nostra convivenza. Dopo averla tanto desiderata e anche dopo aver smesso di desiderarla, la vita insieme poteva rivelarsi un disastro. Rischiavamo di perderci per sempre e invece ci siamo ritrovati, o finalmente trovati. Non era la prima volta che io e il babbo condividevamo momenti difficili, in realtà è da quando sei nata che serriamo le fila. Lo so, la metafora della guerra è abusata, probabilmente inopportuna, ma mi esce di bocca ancora una volta perché davvero non saprei come altro definire il nostro percorso in questa vita, se non come una campagna bellica, di quelle che nei libri di storia durano anni e anni, in cui avanza e si retrocede, si passa dalle trincee alle retrovie, si trascorrono battute d'arresto nel campo base per poi riarmarsi di nuovo fino ai denti, si cade e ci si rialza, si affrontano nemici terribili, si gioisce per qualche scaramuccia vinta, si ripensano strategie intorno a un tavolo a cui siedono le grandi potenze, si perdono unità e si ingaggiano rinforzi. Abbiamo sempre dovuto combattere per qualcosa, in principio per costruire un legame tardivo che mentre univa noi tagliava definitivamente altri fili già consunti, poi per fronteggiare ogni genere di avversità. La tua nascita ha presto posto fine al nostro essere due. Adesso avevamo te, dovevamo combattere per te, con te e anche contro di te qualche volta, piano piano. Io e il babbo ci siamo disciolti in te, fusi in un unico corpo combattente, armato, come il mio nome, che contiene le iniziali dei nostri tre, e tu sei al centro, la consonante che unisce due vocali, e fai il nome, l'identità.